Buonasera a tutti, eccoci qua per questa nona puntata di Sardinia Virtual Tour. Stasera andiamo a visitare un sito poco famoso, ma come presto vi accorgerete, molto molto bello, molto molto interessante. Siamo ad Alà dei Sardi, quindi nella zona del Monte Acuto, nel Nord Sardegna. Benvenuti. Allora, come sempre, vediamo dove ci troviamo rispetto alla Sardegna, soprattutto per chi non la conosce. Siamo nell'altopiano di Alà dei Sardi, che è caratterizzato appunto da questi rilievi granitici anche molto belli da un punto di vista paesaggistico e naturalistico. E rispetto alla Sardegna, vedete, ci troviamo al nord, però diciamo in un'area interna e in un'area appunto montuosa. Vediamo un secondo anche su Wikimappia come si articola il sito, così qua, come sempre, lo riuscite a capire bene. Ecco, ora lo vedremo meglio. Vedete, qua inizia il percorso di visita, si percorre una dura salita fino ad arrivare a vedere i diversi edifici sacri di questo villaggio santuario. Ora li vedremo bene a uno a uno. Quindi lungo il percorso incontriamo dapprima la fonte sacra, poi proseguiamo e arriviamo al tempietto a rotonda. Proseguendo ancora troviamo il tempio a Megaron e infine, ancora un po' più in cima, questa grande capanna. Bene, ora li vediamo a uno. Purtroppo, essendo, come vi dicevo, un sito poco frequentato, non abbiamo i nostri consueti contributi degli utenti di Google, almeno quelli degli utenti di Wikimapia ce li abbiamo, e quindi non abbiamo le foto sferiche. Stasera vi dovrete accontentare delle slide classiche. E iniziamo il nostro percorso. Ecco, la cosa, diciamo, che più caratterizza questo santuario è proprio la sua particolarità di essere un percorso sacro, in questo caso molto più esplicito rispetto ad altri santuari, per cui comunque si ipotizza ugualmente dei percorsi sacri, rituali, cerimoniali, che ovviamente trovavano corrispondenza nei complessi rituali religiosi che venivano appunto fatti dal popolo nuragico, ma il santuario si caratterizza per essere un santuario del tipo che noi definiamo un luogo alto, ok? Quindi un santuario che si trova in cima a un'altura. Da un punto di vista simbolico, questo tipo di percorso sacro che si svolge dal basso verso l'alto rappresenta l'ascensione, cioè l'ascensione della salita rappresenta un percorso di avvicinamento alla divinità. Quindi come tale lo dobbiamo considerare. Le ricerche archeologiche e ovviamente l'analisi dei monumenti, anche dal punto di vista architettonico, stilistico e tecnico, dimostrano molto facilmente che questo santuario, ancora una volta, siamo in presenza di un sito che è stato concepito in modo unitario. Quindi non è che oggi hanno costruito la fonte e l'anno dopo hanno costruito il tempietto a Megaron, cioè ovviamente non sappiamo i tempi precisi, però l'idea è unitaria, quindi nell'ambito di un santuario in cui ogni edificio sacro ha la sua funzione ben precisa, però nell'ambito di un insieme coerente. Ed è molto significativo il fatto che in questo caso, essendo una salita, è chiaramente un percorso a tappe
che è proprio ben scandito dagli edifici sacri, per cui ancora oggi, quando si va a visitare il sito, diciamo che è facile anche immedesimarsi negli antichi pellegrini che facevano questa salita come atto di devozione. Qua, soprattutto da questa foto, emerge ancora più chiaramente questo aspetto. Queste sono delle foto appunto che abbiamo fatto 2 anni fa quando abbiamo fatto un'escursione qui. Penso che sia stata una delle escursioni in cui in tutta la mia vita ho patito di più il freddo e quindi questa salita è stata veramente un pellegrinaggio, è stata veramente molto, molto impegnativa per tutti i partecipanti. Ecco, qua vedete un'altra veduta proprio della salita che bisogna fare per arrivare ai tempietti. Lo rivediamo un secondo su Wikimapia, vedete da qui parte il sentiero, quindi guardate un po' tutta la strada che bisogna fare prima di arrivare alla fonte sacra. E poi appunto arriviamo alla fonte sacra. La fonte sacra si trova, adesso vi faccio vedere anche la planimetria così capite meglio com'è fatta, è stata costruita in corrispondenza di una sorgente di acqua perenne che praticamente sgorga dalla roccia, comunque sgorga proprio in superficie. Quindi in questo punto è stata realizzata la fonte che è circondata, ecco qua lo vediamo meglio, sia la planimetria che la veduta assonometrica, così avete diciamo un'idea più chiara anche di come sono fatti gli elevati. Allora, innanzitutto vedete la particolarità di questo temenos che circonda la fonte sacra. Abbiamo già parlato dell'importanza di definire e separare lo spazio sacro. Qua la particolarità è anche che, diciamo, quest'area di cortile rispetto all'area esterna ha una pavimentazione che è cioè il piano di calpestio è leggermente più in basso, infatti si accede a questo cortile scendendo alcuni gradini. Si arriva appunto in questo spazio quindi delimitato dal temenos, che come vedete ha anche delle altre ripartizioni, e poi vedete che la fonte è articolata in un atrio esterno, una camera interna con delle panche per sedersi probabilmente, ma anche per deporre le offerte, questo perché appunto sono state ritrovate, nonostante lo sconvolgimento degli scavi clandestini, sono stati ritrovati ancora alcuni reperti in situ, quindi si è visto che le panche, oltre a saperlo anche ovviamente dal confronto con altri siti, servivano proprio anche per deporre le offerte. Quindi la camera interna con le panche e poi la celletta più piccolina, appunto, dove si trovava proprio, dove sgorgava l'acqua. Eccoci, vedete? Questo è l'atrio esterno, poi qua si entra e qua in lontananza si vede la celletta della fonte, che come potete vedere è una piccola camera a sé stante con il suo architrave, la finestrina. Gli scavi in questo sito sono stati effettuati negli anni 90, a metà degli anni 90. Però purtroppo era arrivato qualcuno prima a scavare, ben prima degli archeologi, e quindi gli archeologi hanno trovato, diciamo, abbastanza poco rispetto a tutto quello che ci poteva essere in un luogo sacro del genere. Per cui diciamo che hanno trovato chiaramente dei materiali significativi, però i contesti abbastanza sconvolti e chiaramente
la gran parte dei materiali sono andati perduti. Vi ricordate quando abbiamo parlato della pratica, delle offerte e negli altri webinar che abbiamo fatto? Ecco, e anche negli altri tour virtuali, immaginatevi chiaramente questi santuari erano pieni di offerte, offerte di bronzi, offerte di cibo e quindi insomma offerte anche di contenitori ceramici che però contenevano ovviamente quelle cose che erano il vero oggetto dell'offerta, non solo, mamonili, insomma, tante altre cose che nei casi più fortunati vengono ritrovate, mentre qua sono stati ritrovati soltanto le briciole, potremmo dire. Ok? In particolare dall'area della fonte, oltre a alcune ceramiche miniaturistiche, vi ricordo per chi non lo sapesse che la miniaturizzazione delle forme, sia delle forme ceramiche che anche di altri oggetti, anche in altri materiali, è proprio una caratteristica dei luoghi sacri, ovvero sì, quegli oggetti che vengono miniaturizzati ovviamente rappresentano simbolicamente cioè quello che rappresentano lo rappresentano in forma simbolica piuttosto che in forma reale, ok? E la pratica della miniaturizzazione è associata ovviamente al culto, alle offerte votive ed è una pratica che è veramente diffusa, si può dire, quasi ovunque e anche da epoche molto remote fino a epoche anche tarde, quindi diciamo che è una cosa quasi universale, si può dire. Quindi state trovate ceramiche miniaturistiche, qualche oggettino in bronzo, tipo un bracciale, qualche laminetta, ma come vi dicevo, poche cose. Vediamo meglio da vicino com'è fatta la celletta della fonte. Vedete la sua particolarità di avere questa celletta di forma trapezoidale e qua ancora oggi sgorga l'acqua. L'acqua che poi appunto veniva canalizzata, abbiamo parlato varie volte insomma delle canalizzazioni nuragiche che caratterizzano tutti i siti ovviamente dove abbiamo a che fare con l'acqua, quindi non solo le fonti e pozzi sacri, ma anche i nuraghi per esempio. Quindi attraverso una canaletta poi l'acqua defluiva fuori. Tra l'altro è interessante perché si ipotizza che questa canaletta che è stata trovata colma di ceramica fosse utilizzata praticamente a mo' di ripostiglio per gli oggetti liturgici e per le offerte votive. La seconda tappa è il tempietto a rotonda o tempio circolare, che è una tipologia di tempietti appunto di epoca tardonuragica che non sono fra i più conosciuti, se ne conoscono diciamo rispetto ad altre tipologie pochi esemplari, però in realtà negli ultimi decenni ne sono venuti in luce diversi. Questo probabilmente bisogna pensare che magari precedentemente, non conoscendosi la tipologia, vi ricordate anche di questo, ne abbiamo già parlato, non venivano associati immediatamente al culto. In realtà negli ultimi anni ne sono stati scavati diversi, fra tutti vi cito il tempietto di Sa Carcaredda, Villa Grande, dove è stato trovato anche un altare in situ molto, molto bello. Molto famoso anche il tempio in Antis di Serri, che era stato battezzato anticamente Casa del Capo, ma in realtà è un tempio. Il tempio di Ianne Pruna a Ergoli, che è ugualmente di questa tipologia, e il santuario di Sumonte a Sorradile. Ecco, questi sono sicuramente i più conosciuti esempi di questa tipologia templare che per certi versi, diciamo, ha delle analogie con quella del Tempio a Megaron, con la differenza che
che ovviamente la camera è circolare. In realtà ha anche analogie con la struttura dei pozzi sacri, perché come vedete ha un atrio e la camera circolare, solo che non ci sono né le scale e né ovviamente il pozzo. Infatti, non è raro che alcuni di questi tempietti, prima degli scavi, fossero stati scambiati per pozzi sacri. Poi, una volta scavati, si è visto che non erano pozzi, ma veri e propri tempietti. Vedete, anche in questo caso abbiamo un vestibolo che in questo caso è proprio chiuso, quindi con un ingresso abbastanza stretto, ovviamente aveva il suo architrave anche l'ingresso, e poi appunto la camera circolare, che è interessante perché presenta, qua si capisce bene dalla pianta, anche un tratto di panca, diciamo, in situ, che quindi dobbiamo ipotizzare che corresse lungo tutta la muratura, o forse una parte, ecco, questo è un po' difficile dirlo. Come era coperto questo tempietto, probabilmente con un tetto in legno si ipotizza, ma in realtà non lo sappiamo. Diciamo che, perché no, poteva anche avere una struttura, non dico completamente a cupola, però probabilmente i muri aggettavano, anzi un pochino si capisce anche l'aggetto nelle parti meglio conservate, e quindi perché no anche una copertura in pietra, almeno fino a un certo punto ci sta chiaramente. Anche in questo caso, comunque i contesti archeologici sono stati devastati dagli scavi clandestini, così come insomma in tutto il tempio. Ovviamente i tombaroli, una volta che ci vanno, non è che si limitano soltanto alla fonte sacra, ma chiaramente cercano di devastare il più possibile per trovare il più possibile. E questo è come appare l'ingresso del tempietto da fuori, e questa è la cella interna, vedete, con la panchetta. Scusate, voi non la vedete tanto bene. Ecco. Andiamo avanti e continuando la nostra salita, vedete, ora che li abbiamo visti, ve li faccio vedere meglio anche da qua, non posso zoomare più di così. Vedete, fonte sacra, continuiamo la nostra salita, arriviamo al tempietto a rotonda e poi proseguendo la nostra salita arriviamo al tempietto a Megaron, che come vedete non era isolato, ma diciamo anche qua c'erano altre strutture intorno. Quindi eccoci qua, vedete com'è fatto il temenos, che inglobava un'altra struttura circolare, e questo cortiletto. Qua mi dispiace, l'immagine non è molto definita, non so se riuscite a capire bene, comunque vedete la sonometria proprio è orientato diversamente rispetto a questo, no? Quindi questo è l'ingresso e la cella. Anche qua abbiamo il vestibolo e poi la cella interna. Qua mi spiace che la foto è un po' bruttina perché c'era una luce pessima quando l'ho fatta, però diciamo che se aguzzate un po' la vista riuscite a capire che questa è la porta, vedete? Non c'è molto contrasto. E qua appunto il vestibolo del tempietto, e vedete che anche qua praticamente è quasi incastonato nella roccia, cioè c'è spazio, però diciamo che sicuramente in questo santuario anche lo scenario naturale ha proprio una posizione di rilievo in tutti i sensi, non solo letterale, ma anche proprio come scenario in cui i luoghi sacri si andavano a inserire, no? Quindi anche questo rapporto
con la montagna, diciamo che va considerato nell'ambito della religione nuragica, sicuramente bisogna dare anche a questo la sua importanza. Non solo, ma chiaramente vi ho detto che siamo a quasi 1000 metri d'altezza, anche la vista ovviamente che c'è da qua è qualcosa di spettacolare. I templi a Megaron, ugualmente per chi non li conosce, sono una tipologia di tempio di età nuragica, anzi diciamo di età tardo-nuragica, nel senso che i più antichi possono essere datati non prima del 1300 a.C., qualche volta trovate qualche datazione più alta, ma in realtà se andate a vedere quelli scavati bene, quindi dove sono stati fatti degli studi accurati e tutto quanto, i materiali non datano mai prima del bronzo recente, ok? A proposito, non vi ho detto che tutto il santuario lo possiamo collocare nel periodo tardo-nuragico e in particolare tra il bronzo finale e la prima età del ferro. Quindi siamo nei secoli a cavallo tra il primo scusate, tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo. Ok? Ecco, i tempieti a Megaron quindi sono una tipologia templare diffusa in questo periodo, in particolare è difficile trovare un tempio a Megaron isolato, normalmente si trovano in santuari complessi in cui ci sono diversi edifici sacri di cui ognuno ha la sua funzione ben precisa, come abbiamo visto per esempio a Romanzesu o come vediamo a Sarquis Foros, a Santa Vittoria, insomma, nei diversi santuari nuragici. Ogni tipologia ha ovviamente una funzione ben precisa. Si potrebbe obiettare che il megaron più famoso e anche più grande è quello di Domo de Orgia a Esterzili, è un tempio isolato. In realtà là intorno c'è tantissima roba da scavare che non è stata mai scavata, per cui non possiamo realmente dire se fosse in relazione con altri edifici sacri che si trovano lì, anche se chiaramente il fatto che sia conservato così bene lo fa sembrare un edificio isolato, ok? Comunque, in ogni caso, non possiamo mai escludere niente, quindi anche se normalmente erano inseriti in santuari complessi, non possiamo neanche escludere che ce ne fossero di isolati. Ovviamente non è questo il caso. Per quanto riguarda le tipologie invece di culto, chiaramente sappiamo che le fonti sacre sono associate all'acqua, così come i pozzi, e con quell'aspetto dell'acqua che è legato alle profondità della terra, al grembo della terra, quindi abbiamo detto anche altre volte agli aspetti più femminili, potremmo dire, e ha un aspetto anche di purificazione, di guarigione e così via. I templi a Megaron invece, punto interrogativo, la loro caratterizzazione diciamo che è abbastanza dibattuta, nel senso che non c'è un'unica versione così, come dire, accettata da tutti perché anche i dati sono abbastanza discordanti, o perlomeno se si vogliono interpretare in certo modo possono sembrare discordanti. Ovvero, secondo alcuni, sembra quasi che nella religione nuragica esistesse solo il culto delle acque e quindi anche i Megaron sono dedicati al culto delle acque. Chiaramente questa sembra un po' una forzatura, anche perché se è vero che anche nei Megaron abbiamo per esempio dei recipienti per l'acqua e delle canalette di scolo, comunque non c'è l'acqua direttamente come in una fonte o in un pozzo. Per cui questa sembra un po' una forzatura, sempre ovviamente tenendo conto che l'acqua nei rituali ci poteva essere comunque anche per esempio in questi recipienti o utilizzata per essere versata o per altri tipi di funzioni precise
che servivano nell'ambito del rituale, senza che però ovviamente il tempio fosse dedicato all'acqua, ok? Quindi, se andiamo a vedere, in alcuni casi sono stati ritrovati dei veri e propri altari dove si facevano dei sacrifici con il fuoco. Quindi diciamo che io personalmente sono più propensa a vedere, ovviamente in via del tutto ipotetica, una complementarietà tra i Megaron e i pozzi sacri, semplificando ovviamente all'estremo, e quindi un collegamento con acqua e fuoco, ok? Quindi i Megaron diciamo più sull'elemento fuoco, più sull'elemento maschile e i pozzi e le fonti più sull'acqua e l'elemento femminile. Chiaramente però dobbiamo pensare a una compenetrazione di questi aspetti, infatti nulla vieta che anche magari vicino ai pozzi sacri facessero dei sacrifici con il fuoco e viceversa che nei Megaron servisse l'acqua. Quindi diciamo che il discorso è abbastanza complesso e purtroppo i dati archeologici sono molto frammentari per poterci permettere di essere sicuri da questo punto di vista, però a mio parere così avrebbe un pochino più senso. Per quanto riguarda i tempietti a rotonda, a mio parere hanno molta più analogia con i templi a Megaron, anche se è diversa la forma della camera, piuttosto che con i pozzi sacri. E questo è confermato dall'esempio, diciamo, emblematico, si può dire, del confronto tra il Megaron di Sarqueisforros e il tempietto circolare di Sagarcaredda. Quindi, per chi non conosce questi siti, siamo nello stesso ambito territoriale a pochissimi chilometri di distanza. Nello stesso periodo, nello stesso identico periodo, vengono due comunità, ovviamente che vivevano a stretto contatto, seppur separate, edificano degli edifici di culto, ok? A Sarquisforos e a Sakarkaredda gli altari che sono stati ritrovati nel tempio a Megaron di Sarquisforos e nel tempio circolare di Sakarkaredda sono praticamente quasi uguali, stesso stile, stessa funzione, per cui mi viene da dire, scusate, che anche i templi probabilmente erano utilizzati per gli stessi tipi di culto. Quindi, volendo generalizzare anche con gli altri esemplari ovviamente delle stesse tipologie templari che troviamo in altre aree della Sardegna, diciamo che potrebbe essere benissimo così, quindi che i tempieti a rotonda e i templi a Megaron non si differenziassero così tanto nella funzione, nel culto, nei tipi di rituali. Però ovviamente c'è anche da dire che se in un santuario costruiscono un tempietto circolare e un tempio a Megaron, ovviamente nell'ambito del santuario, ok, essendo anche due tappe diverse, diciamo, del percorso sacro che abbiamo visto, probabilmente avevano comunque un'ulteriore differenziazione, va bene? Come per esempio i templi a Megaron di Romanzesu, che ne abbiamo due, chiaramente erano diversi, cioè diversi come funzione specifica all'interno dello stesso santuario, stesso dicasi per Sarquisforos, dove ugualmente ci sono due templi a Megaron. Questa interpretazione è ugualmente rafforzata anche dall'analisi dell'area sacra di Gremano, però questa magari la discutiamo in un'altra puntata. Mi basti, vi metto un attimino la pulce nell'orecchio, ora vedo se ci sono altre domande. Allora, Paolo dice, non è un caso che la fonte sacra si trovi all'inizio del percorso, purificazione, punto interrogativo. Allora, diciamo che la posizione della fonte sacra ovviamente è l'unica che è condizionata, nel senso che la dovevamo fare per forza lì perché l'acqua sgorgava lì. Però niente di strano che anche in funzione di quella collocazione, che è un qualcosa di naturale, quindi non deciso dall'uomo, ma semplicemente riconosciuto dall'uomo, vi ricordate il discorso della ierofania, quindi della manifestazione del sacro.
Quindi non è escluso che una volta riconosciuto il sacro in quel punto preciso, attraverso lo sgorgare di quest'acqua, potremmo dire miracolosa, si decide di costruire la fonte sacra lì e chiaramente in base a quello poi vengono anche dislocati gli altri templi, probabilmente andando verso l'alto. Purificazione, punto interrogativo, certamente, nel senso sempre, scusate, io per deformazione professionale ogni tanto vi ricordo che non possiamo mai essere sicuri di nulla, ma tra tutte le varie cose che potremmo dire è chiaro che uno, arrivando al santuario, la prima cosa che fa, anche per poter proseguire in questo percorso, la prima tappa è la tappa con l'acqua, quindi la tappa con la purificazione, quindi ci sta benissimo. Ah, tra l'altro non vi ho raccontato un aneddoto molto molto simpatico. Eh, quando abbiamo fatto la famosa escursione che vi ho detto prima, con quel freddo incredibile, forse c'è anche qualcuno in ascolto oggi che lo potrà confermare, diciamo che ho avuto un po' di difficoltà a convincere le persone a salire, c'era qualcuno che voleva tornare in macchina, però poi alla fine siamo riusciti tutti ad arrivare almeno alla fonte sacra. Qualcuno poi si è fermato lì, non ha continuato il percorso. La cosa incredibile è che nonostante ci fosse veramente tanto freddo e un vento gelido proprio incredibile che sferzava in direzione opposta rispetto a quella di salita, quando siamo arrivati nei pressi della fonte, già a vedere questi muretti che ci potevano riparare dal vento, ci è sembrato quasi un miracolo. Ma la cosa incredibile è che una volta entrati dentro si percepiva veramente tanto calore rispetto all'esterno. Cioè, siamo entrati dentro proprio nella camera vicino a dove sgorga l'acqua, ci siamo un attimo ristorati sedendoci nelle panche e vi posso assicurare, non era suggestione perché c'era talmente tanto freddo che questa differenza di temperatura è stata percepita da tutti e non sembrava fosse solo perché ci siamo riparati dal vento. Bene, vedo se c'è qualche altra domanda, poi ci avviamo verso la conclusione. Lorella mi chiede in che stagione siamo andati, era metà novembre, non è che fosse febbraio, era metà novembre, autunno, ma aiuto, veramente freddissimo. Giusto, Elisa mi ricorda che oltre al vento gelido c'era anche la pioggerellina. Allora, Luigi mi chiede, quello di Malchito ad Arzachena invece cosa? Allora, quello di Malchito è sempre un tempietto a Megaron, ha la particolarità che ha il retro absidato. Ok, tra l'altro si pensa anche che sia uno dei più antichi, quello di Malchittu. Paolo mi chiede se allineando in sequenza gli edifici sacri nel loro percorso si possono mettere in ordine di importanza, ma io non credo, sinceramente, che avessero un'importanza diversa. Ogni elemento era necessario, diciamo, ecco questo, non credo che uno fosse più importante dell'altro, però penso che ci fosse un percorso preciso da seguire, quindi non si poteva arrivare all'ultimo se non passavi dagli altri, ma non vuol dire che l'ultimo fosse il più importante, semplicemente era la conclusione del percorso. Ok, noi siamo sempre abituati un po' a pensare in modo lineare, mentre invece, come abbiamo detto altre volte, gli antichi ragionavano più per cicli. Quindi un percorso era un qualcosa di ciclico, un qualcosa di rituale che doveva essere ripetuto con un ordine preciso in cui a ogni gesto rituale era associata uno specifico significato e una specifica finalità. Ok? Allora, Lamberto mi chiede la differenza tra pozzo e fonte, ne abbiamo già parlato altre volte, ma la riepiloghiamo velocemente.
Allora, in realtà noi li distinguiamo perché hanno delle differenze architettoniche sulla base di come si trova l'acqua. Ok, quindi questa è la premessa, cioè un pozzo, l'acqua la troviamo sotterraneamente, il pozzo ha una struttura quindi con la camera circolare che normalmente è piena d'acqua e vi si accede tramite una scalinata, ok? Questo detto proprio in parole povere, mentre invece la fonte è costruita, è sempre un tempio, è costruita però in prossimità di una sorgente, quindi diciamo che l'acqua non è sotterranea, ma sgorga già da sé in superficie. Le fonti di solito sono, diciamo che hanno delle misure abbastanza ridotte, diciamo come a livello di struttura architettonica, e delle cellette, delle camere molto piccole, che a volte riproducono un po' la forma del pozzo in miniatura, altre volte, come in questo caso, invece sono di forma quadrangolare. Ok, quindi questo a grandi linee. Diciamo che le fonti, più dei pozzi, risentono della conformazione del terreno e del tipo di, proprio di ambiente, perché essendo l'acqua che viene in superficie, diciamo che la struttura normalmente si adegua ad accogliere questa acqua che sgorga, ok? Mentre invece i pozzi, dovendo essere scavati, certo, anche lì si adeguano all'acqua, nel senso che se l'acqua è più in profondità o meno in profondità, ovviamente il pozzo sarà più o meno profondo, però il fatto di dover comunque andare più in profondità, diciamo che permetteva sempre di realizzare una tipologia abbastanza canonica, ok? Mentre invece nelle fonti a volte vediamo qualche variazione in più, questo molto molto semplificando proprio all'estremo, molto molto genericamente. Però per quanto riguarda il tipo di culto, a mio parere, praticamente era lo stesso, non aveva differenze, cioè il significato era sempre quello, l'acqua che viene dalla terra, ok? Chiaramente esisteva anche l'acqua che veniva dal cielo, infatti scusate, prima quando vi stavo parlando dei Megaron non vi ho detto che un'altra interpretazione dei Megaron è quella che li vede associati all'acqua invece che viene dal cielo, che comunque era associata a diverse culture, forse anche in quella nuragica, non ne possiamo essere certi, era più associata a un elemento maschile fecondante, questa acqua dal cielo, rispetto all'acqua invece dalla terra, che era più associata al femminile. Ok, quindi diciamo che fonti e pozzi a livello di culto troviamo gli stessi tipi di offerte. Ecco, è difficile stabilire delle differenze, non penso che ce ne fossero, era più che altro un fatto di adattarsi a come si trova l'acqua in un luogo specifico, cosa che i nuragici, come abbiamo già detto tante volte, sapevano fare molto molto bene, ovvero inserirsi in modo armonioso nell'ambiente naturale, quindi valorizzando quelle risorse a cui davano un significato sacro, ma diciamo senza forzare l'ambiente naturale, quindi erano loro che adattavano la loro architettura con tantissime soluzioni tecniche diverse, per questo che troviamo tutta questa variabilità nei siti nuragici, nell'architettura nuragica, proprio perché si adeguavano all'ambiente naturale, alle risorse naturali, ai materiali e così via, e non viceversa. Bene, ragazzi, vediamo se c'è qualche ultima domanda. Allora, Ilaria Carta mi chiede una tua opinione riguardo il motivo della collocazione dei tempieti. Non è così facile rispondere a questo perché, come ho detto prima, ehm, ecco, quello che si può dire è che in un percorso preciso ogni elemento ha la sua importanza. Abbiamo detto che sicuramente ha senso iniziare dall'acqua perché l'acqua è anche l'elemento di purificazione per eccellenza e possiamo dire che il tempietto a Megaron, stando più in alto, abbiamo visto che
molto ipoteticamente il tempio a Megaron può essere associato più all'elemento maschile e anche qua tradizionalmente il cielo è più, così come la terra è più associata al femminile, il cielo è più associato al maschile, quindi probabilmente si potrebbe ipotizzare che è per questo che nell'ambito proprio di questo specifico santuario, che è, come abbiamo visto, un percorso dall'alto al basso, il Megaron stia più su, ok? Questo in via molto ipotetica, se proprio vogliamo cimentarci in un po' di speculazione, ecco, chiaramente non possiamo essere sicuri di nulla. Beh, vi ringrazio per l'ascolto, stasera siete in tanti. Ah, scusate, non vi ho fatto vedere l'ultima foto del Tempietà Omega, non vabbè. Questo è il retro, e questo è l'ingresso, vedete com'è stretto. E scusate, mi stavo dimenticando anche dell'ultimo monumento, quindi vi saluto fra qualche minuto, che è questa capanna delle riunioni, cosiddetta, che in pratica sta ancora più su del Tempio Megaro. Quindi in realtà diciamo che il punto di arrivo, anche se qua siamo proprio sotto la cima, il punto di arrivo del percorso era questa capanna, questa grande capanna circolare con la panca lungo il perimetro, anche se si trova veramente in cattivissime condizioni di conservazione questo edificio, però guardate le dimensioni rispetto al Tempietto Megaro, chiaramente era un edificio di dimensioni medio-grandi. Capanna delle riunioni perché normalmente vengono chiamate così queste strutture circolari che proprio per la presenza del sedile si ipotizza, a ragione, si ipotizza che venissero utilizzate per sedersi in cerchio, quindi per riunirsi. Ora, se anche qua si vuole dire che la capanna delle riunioni era un edificio laico, quando qui ci sono solo i tempietti, questo è un santuario, non è un centro abitato, io non lo so, però chiaramente penso che ci si sedesse in cerchio, probabilmente anche qua a scopo rituale, cerimoniale e non certo a scopo civile. Colgo l'occasione anche per chiudere il discorso dicendovi un'altra cosa che mi ero dimenticata di dirvi. Non sembra che questo sito abbia un villaggio nuragico di pertinenza abitato, quindi era soltanto, cioè soltanto tra virgolette, cioè era unicamente un santuario, non si riesce ad associare a un sito preciso nelle vicinanze. Quindi questo è ancora più significativo rispetto proprio al valore sacrale del sito, che quindi ecco, è stato scelto proprio perché sicuramente sia la montagna, la sorgente, tutto l'insieme veniva considerato un luogo sacro di per sé. Ok, quindi non ci sono qua altre finalità come per esempio, sì, siamo sulle vie della transumanza, ok, però non è che, ecco, sicuramente non era la posizione rispetto ai collegamenti, al controllo e così via, la priorità per costruire il santuario, ma a mio parere molto di più proprio tutto ciò che veniva riconosciuto in questo ambiente naturale, in questo punto preciso. Ok, mi sembra di avervi detto tutto. Allora, vi ringrazio per l'attenzione. Vedete che meraviglioso panorama che si gode appunto dal tempietto. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo presto. Per votare seguite i prossimi post che pubblico perché poi vado a contare i voti che mettete nei commenti e quindi insomma ci ritroviamo, ovviamente ci ritroviamo sempre in virtuale sul web in attesa come sempre di ritrovarci di persona. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.